Accade su internet e nasce un sodalizio pronto a sbarcare sul mercato statunitense. Tamara Peddis. Jo Goldie, cantautrice statunitense, da Filadelfia è arrivata ad Iglesias per produrre il suo nuovo CD. L'artista, grazie ad internet, ha conosciuto il DJ produttore Alessio Zara, iglesiente e appassionato di musica fin da piccolo. Jo Goldie, dopo aver ascoltato le basi inserite nel sito del giovane professionista, è apparsa subito entusiasta. Da qui la decisione di realizzare il suo primo album da solista con la collaborazione del AZ Prod, che sta per Alessio Zara Produzioni, un'etichetta discografica che vede impegnati anche altri due professionisti iglesienti, Giacomo Tronci, ingegnere del suono, ed Eloisa Serra, manager del gruppo. È una cosa abbastanza buona, diciamo, per un sardo che sta in un'isola. È una responsabilità grande perché andremo sul mercato americano. Entro l'anno è prevista l'uscita dell'album dal titolo On My Way, con uno stile musicale che va dal blues al folk, fortemente influenzato dal soul. Alessio, Giacomo ed Eloisa da alcuni mesi insegnano musica elettronica nel centro risorse dell'Istituto Fermi di Iglesias e in occasione dell'arrivo di Jo Goldie hanno mostrato ai loro allievi come si produce un album.